Vicenza è ufficialmente tra le 10 città finaliste che si contenderanno il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2024. A darne immediatamente l'annuncio il sindaco Francesco Rucco, che ha ricevuto la notizia dal Ministero nel corso di una conferenza stampa, praticamente in diretta. Alle 12.58 abbiamo ricevuto la PEC dal Ministero della Cultura che candida Vicenza ad essere Capitale Italiana della Cultura nelle quindi 10 finaliste che affronteranno la selezione nel mese di marzo, nei primi giorni di marzo, per arrivare al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. Una grande soddisfazione avere passato questa prima selezione perché è un dossier molto bello, molto efficace, che parla del nostro territorio, che coinvolge i comuni del territorio vicentino, le imprese, il terzo settore e i produttori culturali. Tra i primi a complimentarsi per il risultato conseguito il presidente Luca Zaia, che assieme all'assessore Cristiano Corazzari si dicono orgogliosi per il Veneto, che per la prima volta esprime 2 candidature tra le finaliste. Nella rosa delle ultime 10, infatti, oltre a Vicenza, compare anche Chioggia. Non era scontato conseguire questo risultato. Era tutt'altro che scontato, era complessa anche la modalità con cui presentare questo progetto, perché volevamo fare qualcosa di innovativo. Sicuramente è un progetto culturale che rimarrà al di là della decisione finale del Ministero della Cultura. Le città selezionate verranno riascoltate dalla giuria il prossimo 3 e 4 marzo. Nel corso di una videoconferenza avranno l'ultima occasione per esporre i progetti e convincere definitivamente la Commissione per la bontà della propria candidatura. Quali le concorrenti più agguerrite? Ci sono città culturalmente importanti, Siracusa sicuramente è un competitor importante, non bisogna sottovalutare comunque luoghi come Ascoli, come Pesaro, che sono delle Marche, quindi zone importanti anche culturalmente parlando, però Vicenza non ha nulla da temere per ciò che rappresenta, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista imprenditoriale e sociale. Dobbiamo tentare di convincere il Ministero e la Commissione ad attribuire il titolo a Vicenza. Questa sarà la partita più difficile da giocare. Scaramantico, ce la faremo? Sono sempre scaramantico, noi lavorando si portano a casa i risultati. Abbiamo raggiunto la finale, ora lavoriamo per il titolo, ovviamente non è scontato, tutt'altro, è difficile, però ci impegniamo fino in fondo come sempre.